In merito alla vicenda che riguarda Girgenti Acqua, un suo comunicato con cui informa che oltre a tagliare l'acqua ai cittadini morosi verranno chiuse le fogne. Qual è la posizione del Comune? Ma questa è una vicenda che adesso andiamo a vedere fino in fondo. Intanto cade nel bel mezzo di una vicenda anche più generale, come voi sapete, dell'impugnativa radicale della legge 19, questa disciplina in materia di risorse idriche. La volgarmente detta acqua pubblica, che poi nella sorta, diciamo, l'obiettivo non veniva di fatto realizzato, che è stata impugnata dal governo nazionale nel suo insieme. Ed è testimonianza che quella delibera di giunta che noi partorimmo e che diceva acqua pubblica sì, però ponendo le altre due condizioni, era una delibera che aveva visto e aveva colpito nel segno. Quindi i tanti populisti che si agitano per scopo di populismo e per animare dibattiti via Facebook, che certamente non portano nulla nell'efficientamento delle questioni, perché io al cittadino agrigentino devo tentare di garantire attraverso un rapporto che sia innovativo, purché il contesto normativo ce lo consentirà, di garantire l'acqua che sia tutti i giorni, che l'acqua sia secondo un certo livello di qualità del servizio, ma soprattutto ci vogliamo sentir dire che le tariffe si possono abbassare di almeno il 30-40%. Se non realizziamo questo obiettivo, il resto è, diceva Califano, è noia.